Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Rapina con ostaggio a Cosenza, nella filiale Intesa Banco Napoli di Rende. All'interno della banca da oltre 2 mesi vi erano dei lavori di ristrutturazione in corso. 2 malviventi, approfittando della situazione, si sono finti operai e si sono introdotti stamattina nella banca. Una volta arrivati al cavò hanno trovato un impiegato addetto alla contazione del denaro e lo hanno malmenato impossessandosi dei soldi e lasciando indisturbati la filiale. Il bottino dei 2 ladri si aggira intorno ai 200.000 euro. La banca non usufruisce del servizio di vigilanza armato, sul posto i carabinieri. Nuova vasta operazione contro l''ndrangheta in Calabria, 49 arresti nei confronti di presunti affiliati alla Cosca Bruni di Cosenza. Tra loro l'ex parlamentare dell'Udeur Bonaventura Lamacchia e anche il capo Cosca Michele Bruni, che proprio ieri era stato scarcerato. La Cosca, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe infiltrata in numerose attività imprenditoriali, gestendo tra l'altro i servizi di onoranze funebri ed una discoteca nel centro Bruzio. Avrebbe anche un ruolo attivo nel traffico di droga, nelle estorsioni e nelle rapine contro i furgoni portavalori eseguite con la complicità di mafiosi pugliesi. In manette anche 2 carabinieri. Ammonta a circa 15 milioni di euro il valore complessivo dei beni sequestrati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di soggetti affiliati all''ndrangheta nell'operazione Infinito. Sono stati sottratti alle cosche 39 abitazioni, 37 box, 14 locali commerciali, magazzini e 6 aree edificabili. Il blitz è scattato in Lombardia e Calabria. I beni sequestrati a disposizione di affiliati all''ndrangheta, anche se intestati a familiari o prestanome, erano ubicati nelle province di Milano, Varese, Pavia, Bergamo, Como, Lecco, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 12 provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura di Lamezia Terme sono stati eseguiti stamani dalla polizia. Le persone coinvolte erano dedite in concorso tra loro a reati di intestazione fittizia di quote, beni ed utili societari diretti a consentire l'arricchimento occulto di uno dei complici e sottrarre il proprio patrimonio a provvedimenti di prevenzione patrimoniale. I provvedimenti consistono nella misura della custodia cautelare in carcere per 2 degli indagati e nella misura cautelare degli arresti domiciliari per gli altri 10. Neve e temperature in ulteriore calo nella notte in Calabria, dove su Monte Botte Donato la colonnina di mercurio si è fermata a -11. Per qualche ora ha nevicato a Catanzaro e da stamattina a Cosenza, imbiancate le montagne della Sila Catanzarese e Crotonese e molti comuni dell'interno sopra i 450 metri di quota. Fiocchi anche alla Lamezia Terme, abbondanti nevicate anche sulle serre, in particolare a Serra San Bruno. Non si segnalano problemi per il traffico. Lo svincolo di Cosenza Nord dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria è rimasto bloccato ieri per circa mezz'ora a causa di una manifestazione promossa da un gruppo di studenti dell'Università della Calabria. L'iniziativa è stata presa in segno di protesta contro la riforma universitaria proposta dal ministro Gelmini e più in generale contro la politica portata avanti dal governo Berlusconi. Gli studenti, dopo aver sospeso il blocco dello svincolo, hanno sfilato in corteo a Rende, scandendo slogan contro il governo nel giorno della fiducia. La Regione Calabria ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per far parte della piattaforma tecnologica nazionale marittima. L'intesa è stata siglata dal Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture Enrico Maria Puglia. La piattaforma ha trovato riscontro nella strategia della Commissione europea di attuare una politica marittima integrata e di adottare strategie di intervento per il mare. Si infittiscono le fila dei disoccupati in provincia di Crotone, quanto è emerso dalla riunione del tavolo di crisi tenutosi ieri e promosso dall'assessore provinciale al lavoro Pietro Durante per fare il punto della situazione. Sono saliti infatti a 433 i lavoratori in mobilità in deroga, 22 in più rispetto al precedente rilevamento. A questi si aggiungeranno altri 170 lavoratori che sono stati redatti dalla CGIL. In totale sono 39 le aziende che hanno fatto richiesta per gli ammortizzatori. Al tavolo, oltre all'assessore, hanno preso parte i rappresentanti sindacali e del centro dell'impiego.
La provincia di Cosenza ha presentato ieri il progetto Prevenzione Diabete e Obesità, stilato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Medici Diabetologi e che prevede la distribuzione di un opuscolo nelle farmacie e negli studi dei medici generici dei 5 centri di riferimento individuati a Cosenza, Paola, Rossano, Corigliano e Castrovillari. Un prodotto informativo di facile lettura da ritirare gratuitamente che illustra chiaramente cosa sia il diabete, a quali gravi rischi esponga la salute e le regole per la sua corretta prevenzione. Successo per il primo Gala Telethon organizzato dal Coordinamento Provinciale di Crotone diretto da Raffaele Marasco ieri sera al Teatro Apollo, promosso per lanciare in Calabria la maratona nazionale che si terrà il 18 e il 19 dicembre. La serata ha visto la partecipazione di personaggi dello spettacolo e dello showbiz come Maria Perrusi, Miss Italia 2009, Elvia Garofano e i giocatori e la società del Crotone Calcio. La serata è stata presentata da Luigi Grandinetti, Domenico Milani ed Emanuela Marchio.